Buonasera a tutti ragazzi, sempre scandalo, non c'è nulla da fare, la Chiesa proprio non sa più che cosa fare. Stavolta Papa Francesco, ragazzi, si è davvero superato, cioè leggere certe cose, ragazzi, è pazzesco proprio, cioè lui ha fatto servire per 1500 poveri delle lasagne, ragazzi, che l'ha chiamato addirittura halal perché l'ha fatto fare senza carne di maiale. Cioè, ma ci rendiamo conto, ragazzi? Cioè, vuoi offrire in Italia, cioè nella nostra, diciamo, nazione, tu vuoi obbligare agli altri poveri a mangiare senza la carne di maiale in rispetto, diciamo, alla cultura dei musulmani. Senza offesa ai musulmani, lo torno a ripetere, questa non è una cosa contro un'altra religione, loro possono fare che cosa vogliono, però il Papa, che è diciamo, un pilastro della religione cattolica, non mi può fare una cosa di così, cioè, se noi andiamo lì, allora che fa? Ci trattano così a noi, solo noi siamo così, che vengono qua e noi ci dobbiamo mettere a servire carne, lasagne senza carne di maiale rispetto a chi non lo, diciamo, ai musulmani. Allora scusa, rispetta pure i vegani, allora a sto punto qua. Se vuoi rispettare, ciao Danny, se vuoi rispettare, diciamo, grazie Danny, i musulmani, rispetta pure allora, diciamo, i vegani, quelli che non mangiano carne, quindi non mi venite a dire sta storia così. Ultimamente anche Salvini lo ha attaccato e tiene ragione, io l'ho letto solo adesso, ragazzi, ma quello che ho letto è pazzesco. Cioè, senti qua, io mo l'ho visto, ragazzi, perché poi io con tutte queste cose che vado a leggere, addirittura ha fatto il tortellino al pollo. Ma quando mai in Italia abbiamo mangiato il tortellino al pollo, ragazzi? Cioè, qua il tortellino al pollo, cioè quello là modenese, cosa ci sta, ragazzi, dentro? Lo sanno tutti che cosa ci sta, la carne di maiale ci sta. Cioè ha fatto fare il tortellino a pollo perché doveva dire che così possono mangiare tutti. Ma scusa, vedi che stiamo in Italia, caro Papa. Non stiamo nella loro regione, stiamo in Italia. Guardate, sinceramente proprio io sto Papa io spero che se ne vada il più presto possibile perché davvero non se ne può più. Allora, nei tortellini non c'è carne di... Pure Salvini, Salvini si è arrabbiato. Io, guarda, io Salvini ce l'ho con Salvini da buon meridionale, ragazzi, perché ci chiama sempre terroni, 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 però stavolta c'ha ragione. Ha detto Salvini, ragazzi, tortellini senza maiale. Non ce l'ho con gli islamici e tiene ragione, come dico pure io. Ma qua si sta cancellando la nostra storia. Da quando è qua il tortellino è senza carne, diciamo, di maiale, cioè vuoi cancellare la nostra storia, il tortellino è con la carne di maiale. Cioè, già il mese scorso era stata sollevata questa bufera nazionale, soprattutto in Emilia-Romagna, ragazzi. Cioè, a Bologna hanno fatto servire i tortellini col pollo, ma scherziamo, ragazzi, col pollo. Ma da quando in qua i tortellini si fanno col pollo? Beh, io davvero non so più che dire. Mo' stavo girando così, è uscito, ho visto sto articolo, ma poi ho detto, ma fammi andare a controllare bene. Perfino a New York ci stanno deridendo e tengono ragione. Perfino i cattolici americani si stanno ribellando a questo Papa, ma dice, ma che si è messo in testa qua? Ma state in Italia o state lì, ha detto. Cioè, i siti americani, il New York Times, come si chiama, lì, ma tutti i giornali più, le testate più famose ti stanno dicendo, ma è possibile che questo Papa, i tortellini... Sì, ma guarda, è una cosa, Lady, è una cosa assurda, cioè tu fai i tortellini a pollo, ma quando mai? Cioè, l'ha fatta a fare, come si dice, appositamente, perché non esistono. Cioè, lui ha chiesto giustamente tanti tortellini perché dovevano essere serviti. Al massimo, no, si è calmato, piove piano piano, però nulla di eccezionale, eh. Fa un po' freddino, ma però non... piove, come si dice, piano piano, luce luce. Cioè adesso invece stavolta ha fatto servire la lasagna senza carne di maiale, per rispetto ai musulmani, con tutto il rispetto dei musulmani, no, voglio dire io, no?
Ma noi che c'entriamo con i musulmani noi? Secondo lui, se noi andiamo lì, ci fanno mangiare come diciamo noi? Cioè, io non lo so, eppure questo è il pilastro della Chiesa. Io certe volte qualcuno mi dice, Giuseppe, però tu vai a vedere sempre le cose contro il Papa, contro la Chiesa, ma ragazzi, ma non è che io vado a vedere apposta, qua è... No, no, stamattina c'è stato Massimo, all'improvviso stamattina sono sceso a comprare il pane qui al centro commerciale e ci stavano 10 centimetri d'acqua. Sfortunatamente c'ho pure la macchina bassa, meno male che non si è bagnata anche perché non porta le candele, quindi non si spegne, voglio dire. Ma pure stamattina a Salerno ci stavano, non dico 20, ma 10 centimetri d'acqua c'erano. Cioè, voglio dire io, no, ma questo Papa, che non lo so, io, guarda, io Ratzinger non mi piaceva come Papa perché, forse perché veniva dalla Germania, aveva una cosa così, non lo so, non mi piaceva, però, de- questo c'ha la faccia d'angelo, ma però qualcosa mi preoccupa a me questo Papa, che ne so. Ratzinger aveva una faccia un po', un po' da paura per me, secondo me, eh. Questo invece c'ha la faccia d'angelo, ragazzi, ma mi fa paura dentro, la verità. È una cosa personale, poi può darsi pure che mi sbaglio, eh. C'ha sta faccia d'angelo, però, diciamo, secondo me dentro non è come fuori. Cioè lui vuole comandare, proprio vuole cambiare il nostro cattolicesimo, cioè anni e anni, anzi anni e anni, secoli e secoli, qua ragazzi di storia, i tortellini fatti con la carne di maiale che vengono fatti da generazioni. Questo è chiamato a quello, ha detto no, me ne devi fare di pollo, perché ci stanno anche i musulmani in mezzo a noi, allora è giusto rispettare loro. Ma scusa, ma fammi capire, ma tu vai a casa sua, a casa loro e ti fanno mangiare quello che vuoi tu, secondo te? Se andiamo noi là ci fanno mangiare il maiale, allora si mangiano il maiale. Cioè, ma io non so se qua stiamo in Italia o se stiamo lì, non lo so, la verità, ragazzi. Guardate, io ho tanti amici islamici, ragazzi, ma tantissimi che l'ho fatto in fiera in Norvegia e in Finlandia. Ho un sacco di amici islamisti, cioè che loro fanno questa religione. Sono delle brave persone, non si mette in dubbio. Quando loro vedevano che noi mangiavamo delle cose, noi dicevamo, vedi che ci sta il maiale, e qua loro non lo toccavano, per l'amor di Dio. Però persone normali, quindi loro si adattavano pure loro, quindi non toccavano e basta. Questo invece è Papa, cioè voglio dire, finché stiamo lì e tu tieni ragione, facciamo così, ma noi stiamo in Italia qua. Cioè tu vuoi fare il tortellino, quello lì bolognese? Oh, avvocato, ciao. Cioè, è una cosa proprio pazzesca. Pure Salvini, mo io ce l'ho pure con lui, per l'amor di Dio. Però ha ragione, dice io non ce l'ho con gli islamici, ma la storia del tortellino, cioè tu la vuoi cancellare? Cioè, tortellino al pollo in modenese cucini a prova, che problema c'è? Cioè, cucini, ma io ti vado a dire due parole, no? Ma da quando è guai il tortellino è fatto con il pollo? Cioè, pure, non lo so, qui non c'è carne di maiale. No, senti qua, non c'è carne di maiale, allora tutti quanti lo possono mangiare. Allora chi è vegano che deve fare? Non può mangiare chi è vegano, se la vogliamo mettere su questo ragionamento qua, no, perché penso che in 1500 poveri ci sia pure chi non mangia carne di nessun genere, né di pollo né di qualsiasi cosa, no? Allora tu hai rispettato i musulmani, però non hai rispettato se vai chi è vegano, chi non mangia carne. Cioè, come funziona? Cioè, ragazzi, guardate, proprio argomenti proprio pazzeschi. Io mo stavo girando così per vedere qualche notizia, volevo vedere un po' il meteo e ho trovato sta cosa qua davvero. Poi dicono che io puntualmente ce l'ho con la Chiesa, no? Ha fatto servire 1500 lasagne ai poveri alla bolognese con il sugo fatto senza carne di maiale. Come vorrebbe la nostra tradizione, ragazzi, questa è tradizione italiana, cioè questo sta cambiando, non lo so. Personalmente spero che se ne vada il più presto possibile, che abiti, oppure che se ne vada il possibile, come ha fatto Ratzinger, si abiti
qualche cardinale, qualche, diciamo quelli che stanno vicino a lui, vedono che la situazione davvero sta degenerando e prendono provvedimenti perché davvero è scandalo dopo scandalo dopo scandalo, cioè la Chiesa ci stanno ridendo addosso pure in America, ora pure i cattolici in America dicono ma il Papa chi è oramai qua? Tutti quanti se lo domandano con chi sta? Cioè vuoi fare il Papa? Vai in Islam. Ciao Alessandro. Cioè è proprio pazzesco, cioè fare i tortellini. Guarda, la cosa che più mi ha colpito i tortellini fatti con il pollo. Cioè, è pazzesco proprio sta cosa. Bah. Giustamente, pure gli emiliani erano insorti e indignati con la ricetta tradizionale, adesso fanno quelle a pollo. Ma voglio dire io, no, ragazzi, per qua non si tratta di essere. Se io vado in un'altra nazione, io sono italiano, no? Vado in un'altra nazione, no? Io mi devo abituare alla nazione dove vado. Ad esempio, io sono stato tanti anni in Polonia e mi sono abituato, non abituato, quando andavo mi dovevo adattare alle loro culture, diciamo, alimentari. Se stavo in Romania mi adattavo alla cultura, diciamo, dei rumeni. Non è che io andavo lì e dicevo no, no, mi devi fare gli spaghetti con pomodoro perché sono italiano. No, io mi adattavo alla nazione che andavo. Sono stato in Germania, Graudi, Würstel, come fanno l'Eckerbese e tutto via dicendo, mi sono adattato quei giorni che stavo lì al loro cibo. Cioè quello che mi piaceva mi mangiavo, non è che io andavo in Germania e pretendevo, no, mi dovete fare la pasta perché sono italiano. Cioè loro vogliono mangiare così, mica è colpa nostra. Non è che tu puoi fare tortellini con il pollo per tutti solo perché giustamente facevi diversamente, facevi che ne so, tortellini con il pollo o tortellini normali. Invece tu no, che cosa hai fatto? Hai fatto tutti i tortellini con il pollo. Giustamente, quando venivano vicino a prendersi il vassoio, ma sì, Alessà, è così, ti devi adattare alla cultura locale, non è che tu vai lì e dici no, io sono napoletano, allora mi porta la mozzarella. No, ma voglio dire, fatti i tortellini, falli quelli normali e quelli con il pollo. Quando si avvicina il povero, no? E dice io sono cattolico, gli dai quello con la carne. Se quello poi ti dice io sono musulmano, gli dai quello con il pollo. Non è che dobbiamo mangiare tutto il pollo. Io questo dicevo, cioè perché tu vuoi fare un fascio solo? Cioè io mi devo mangiare il tortellino con il pollo. Cioè, in base a chi si stava a domandare, dice, signore, voi siete cattolico? Ecco, quelli con la carne. Quando quelli dicevano, no, non mangio carne di maiale, gli davi il piatto quello lì, senza il maiale, con il pollo. Qual era il problema? Beh, cioè, è una cosa assurda, ragazzi. Come pure le lasagne. Oggi hai fatto le lasagne, no? Fai quella normale e fai quella con la carne, diciamo, senza maiale. Vabbè, sì, sì. Però hai capito, Alessà, voglio dire, perché deve fare questa distinzione? Cioè, allora dobbiamo mangiare come mangiano loro, dico io. Cioè, noi in casa nostra dobbiamo fare come dice lui. Cioè, non è che siamo noi che ci dobbiamo adattare a loro, o loro che si devono adattare a come siamo noi in Italia. Anche il fatto del crocifisso nelle scuole, no? Se ti ricordi bene, no? Ah, si deve togliere il crocifisso dalle scuole perché ci stanno anche i bambini di altre religioni. Cari ragazzi, quello che voglio dire io, le altre persone che vengono da altri paesi e hanno altra religione, se vogliono, non vogliono vedere il crocifisso sulle scuole, sui muri o dove comunque sia, se ne torni al suo paese. Nessuno gli dice di stare qua. E qui non si tratta, ragazzi, di essere egoista, qua si tratta perché tu vuoi venire a cancellare la mia storia. Cioè io dalla cattedra, no, nelle scuole io devo togliere il crocifisso perché semmai due bambini non sono cattolici. Prova ad andare lì da loro e dici no, togli questo qua perché io sono cattolico. Prova ad andare lì. Oh no, adesso.
Cioè, noi andiamo a casa loro a comandare. Io non credo, che potremmo andare a dire vicino a quelli, oh, questo no, perché io sono cattolico. Se quando ci mettono a tifare in Italia, 2 secondi. Cioè, davvero, Salvini, guarda, su certe cose ha ragione. In effetti io l'ho criticato per il fatto che si è messo a fare la guerra tipo con questi africani, con queste cose, e non ha pensato alle altre cose, diciamo, come il lavoro, tanti altri problemi. Salvini, basta che si parlava di migranti e buonanotte, Salvini era solo quello. Invece io aspettavo che Salvini, perlomeno insieme al Movimento 5 Stelle, ma è difficile, Mister Pedro, che nome ti sei dato? Però dobbiamo aspettare per noi, eh. Calcola che qua, te l'ho detto, dicembre, gennaio e febbraio, diciamo più gennaio e febbraio qua a sud, eh. Quindi può darsi che lo faccia tranquillamente. Ciao Dennis. Quindi è presto per noi del sud, quindi non puoi pretendere che qua arrivi la neve perché di solito è un bar, guarda, ed è brutto, adesso ce l'ha. No, no, figurati, ti ho risposto, no, ti ho detto semplicemente che come sta la situazione che ho visto già avanti, difficilmente qua farà la neve, quindi è una cosa prettamente centro e nord, soprattutto al nord, quindi come sempre è così. A sud Italia arriverà però forse gennaio, febbraio, oppure verso la fine di dicembre al massimo. Può capitare che faccia qualche nevicata, nulla di eccezionale, però può capitare. Vabbè, ragazzi, dai, vi saluto. Quindi questi ogni volta mi fanno proprio, diciamo, andare da fuori. Cioè, la cultura italiana si sta perdendo per colpa, ma non per colpa perché io non do la colpa a loro, però potrebbero fare. Sì, Svizzera tedesca è brutto, lo sa, non ci andare. Capì? Non ci andare che ti dico io ci sono stato nella Svizzera tedesco e non mi piace, ti dico ci sono stato, non mi piace. Ma poi state in Italia, si sta così bene in Italia adesso, ma dove? Secondo me l'Italia, ragazzi, io l'ho sempre detto, è la nazione più completa che ci sta. Io ho girato, ragazzi, tutta l'Europa e vi posso garantire, ragazzi, che come si vive qua, come si mangia qua, ma su tutto, ragazzi, partendo dal caffè, partendo da qualsiasi altra cosa, ragazzi, è diverso dove vai. E diciamo sono stati in Romania e mangiano pollo, carne, patate, coccipolle, queste cose qua. In Polonia è uguale, in Polonia in aggiunta fanno le minestre, le zuppe, diciamo ste robe. La Russia è uguale, cioè la Russia ci stanno molte zuppe perché fa freddo e quindi molta carne di maiale e quindi se proprio diversamente, cioè Italia e tutte le altre, diciamo nazioni. Quindi, secondo me, la miglior cosa, ragazzi, è rimanere in Italia. Come si dice, fame per fame ci stiamo nel nostro paese. Quindi capisco che molti, anche io sono andato fuori per lavoro. No, in Romania ci sono stato, guarda, in Romania si mangia abbastanza bene, guarda, lo sa. Ci sono stato a Bucarest, sono stato in capitale e si mangia abbastanza bene. Ho mangiato i famosi Mitch, le salsicce quelle là di maiale, quelle belle tutte si chiamano proprio così, Mitch, sono tipo salamini piccolini che si fanno arrostiti sui carboni, sulla fine del mondo, Alessà. Ti posso garantire che sono guerra, mi piacciono. Poi fanno molto bene i dolci diciamo rumeni, ma si mangia bene. In Russia di meno perché in Russia fanno tante zuppe, sa, tipo minestrone, queste cose qua, quindi è diversa un po' la cultura. Poi fa sempre freddo. In Polonia mangiano molte patate, pollo, queste cose qua. Sì, sì, sono buone. A me i Mitch, quando facevo le fiere, capitava sempre il banco rumeno che stava di fianco a me o di lato o di fronte. E puntualmente quando incominciavo a fare i Mitch sui carboni, me ne mangiavo almeno una decina. Adesso
quello me le portava, io dico no, basta. Uno tira l'altro perché quelli sono piccolini, sono salsiccette morbide proprio, però sono fatte con l'aglio dentro, quindi sono un po' pesanti con l'alito, però a me non me ne importava, me le mangiavo perché sono proprio gustose, sono saporite. Pure qui in Italia io le trovo da un amico. Ci sta un negozio che vende generi alimentari di tutto il mondo e a volte li vado a comprare. Sono congelate, però sono buone lo stesso. Le faccio a forno, escono alla fine del mondo. Ma ti dico, prendi una confezione, mo ti dico io, se 5, 10, 15, 20 Mitch, li paghi più o meno, l'ho pagato 5 euro più o meno. Quindi costano più o meno 10 centesimi l'uno. E l'ho trovato in questa tenda, diciamo, tienda di spagnolo, mo. Oramai le lingue mi stanno arrabbiando, spagnolo, italiano, eh, ormai ho le lingue arrabbiate. Ti ho detto tienda, invece devo dire negozio. Tienda significa in spagnolo negozio. Vabbè, oramai sto confuso con le lingue io. Quindi parlo mezzo polacco, mezzo italiano, mezzo spagnolo, non si capisce niente. Tranne che l'italiano, quello non lo imparerò mai, quindi sono condannato con l'italiano. Quindi sta questo negozio che vende tutte queste cose. Se riesco a trovarle te le mando, non ti preoccupare. Ma ultimamente mi sono fatto un giro, non li aveva. Ogni volta che scendo a Salerno, perché sta a Salerno centro, e ci passo di lì, domando sempre. Quindi, anche perché mi piacciono, il prezzo poi è buono, ma non se li trovano, quindi devi andare in Romania per mangiarla. Ma ci stava poco fa, secondo me non gli piaceva l'argomento religione. Quando si tratta di leggere religione, Avvocatella scappa. Perché ogni volta che si parla di religione succede il casino al finale. Vabbè, che stavolta non ci stava bisogno di fare casino, anche perché il Papa ne sta facendo uno dopo l'altro, quindi stavolta l'ha fatta una dopo l'altra. Un mese fa i tortellini, mo le lasagne col ragù normale senza maiale, perché giustamente ci stanno pure i poveri musulmani. Vabbè, tortellino a pollo, questa è una novità. Guarda, io ho venduto di tutto, ti giuro, i prodotti italiani ho venduto di tutto, ma non ho mai sentito i tortellini a pollo. Questa è la prima volta che lo devo dire al mio capo. Guarda, sono usciti i tortellini a pollo, ma li prendiamo. Sai che mi dice Giuseppe? E chi si mangia? Così mi dice il mio capo se gli dico compriamo i tortellini a pollo. Dice, ma chi se li mangia? Io mi ricordo che quelli che andavano sotto, ma proprio forte, Alessà, stavo sotto Porta Susa a fare una fiera, diciamo, alla stazione a Torino. Quelli con la mortadella andavano proprio e con la carne andavano proprio, passava la gente. Io dicevo, tortellini, qua, là, poi dicevo, ma che ci sta dentro? Mi domandavano. Ho detto, qua ci sta la carne e qui ci sta diciamo la mortadella. La maggior parte, la verità, le sa mortadella pigliavano. Tutti quanti con sta mortadella. Dice, vabbè, un giorno è passato uno, adesso ha detto, mi dà un chilo di tortellini a mortadella da portare via perché li devo portare a Napoli, che diciamo, questa sera voglio mangiare, doveva prendere Freccia Rossa e gliel'ho dati. Poi al finale ha detto, ma scusate, che fa? Andate a Napoli e poi a vostra mamma non gliele portate i tortellini? Questo mi guarda e dice, tiene ragione, perché quello era napoletano poi. E fammi un altro chilo da parte, lo porto pure a mamma, se no dopo dice che non mi hai portato nulla. Mentre gli stavo servendo l'altro chilo di tortellini, ha detto, se senti no per qualche cosa, no? Ho detto, ma mo li porti a mamma, no? Ma tua suocera non si offende poi che l'ha portata tua moglie dopo che dice? Ha fatto così Giuseppe, ha fatto vattene, dammi un altro chilo e non mi dire più nulla e va vattene, ha detto. Al finale gli ho venduto 3 kg di tortellini. Quindi diciamo che l'ho fatto uscire pazzo. Mi ha guardato e ha detto, ma si Napoli? Quindi diciamo che li facevo uscire pazzo a Torino. Questo era uno che lavorava a Torino e stava ritornando a casa. E giustamente ho detto a mamma non porti nulla, i tortellini te li mangi solo tu. E ho detto vabbè, ho detto, dammi un chilo pure per mamma perché mamma c'ha sono due e mio fratello tre, dammi un chilo.
Poi ho detto, guarda, ma proprio tua moglie si offende, dice come l'ha portata a tua mamma e a me no. E a comprare pure il terzo chilo, adesso al finale gli ho mollato 3 kg di tortellini, secondo me si ricorda ancora. Però la tattica è così, Alessà, quando stai in strada e devi vendere, la tattica ci sta sempre, quindi la tattica è andata a buon fine, quindi diciamo che lo scopo è proprio quello di vendere. Ha fatto quello, fammene andare, se no tu mi vendi qualche altra cosa. Sì, sì. Vabbè, Alessà, ti saluto, ci sentiamo dopo con 4 video. Stavolta non parliamo di religione, sennò Avvocatella non esce. Parliamo di mangiare. Vorrei come se parlo di mangiare come arriva Avvocatella. Poi ti faccio vedere. Faccio dolci italiani. Corre subito. Ciao Alessà, buona serata a tutti ragazzi.